Buongiorno a tutti e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi sabato 19 febbraio. Ieri pomeriggio il sindaco Mauro Armelao, accompagnato da una delegazione del gruppo promotore di Chioggia 2024, ha avuto un incontro presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia. Presenti il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, ingegner Mariano Carraro, il presidente del Collegio degli Ingegneri, istituzione più antica dello stesso ordine, ingegner Sandro Boato, l'ingegner Maurizio De Gennaro, presidente del Centro regionale degli studi urbanistici del Veneto, il coordinatore della commissione territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della città metropolitana di Venezia, Piero Pedrocchi, oltre alla dottoressa Daniela Fabris dell'Ordine degli Architetti di Torino, l'architetto Elena Olivo, la quale collabora con l'ingegner Piero Pedrocco presso l'Università degli Studi di Udine, insegnante nel laboratorio di progettazione urbanistica del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura alla laurea magistrale di architettura, e Antonio Bolognese, laureando in architettura magistrale presso l'Università degli Studi di Udine, il quale sta presentando un progetto di collegamento tra Punta Poli e l'isola del Buon Castello. La struttura, un ponte apribile pedonale, scavalcherebbe il canale arrivando alla platea greca di Chioggia, il Corso del Popolo. Presente in videoconferenza anche il dirigente del settore urbanistica del comune di Chioggia, ingegner Lucio Napetti, tramite l'ingegner Nico Pregnolato. Il sindaco ha esposto a un'interessata platea i bisogni della città, descrivendo le esigenze della popolazione, illustrando a grandi linee quello che sarebbe il progetto per dare quella svolta necessaria a un cambio di passo per la nostra economia, considerando la necessità di trovare una visione più ampia e di largo respiro. Il gruppo promotore della candidatura ha esposto il progetto che ha portato Chioggia tra le 10 finaliste ad ambire al titolo di Capitale Italiana per la Cultura per il 2024, un progetto fondamentale per la nostra città, dileggiato inizialmente ma ora appoggiato dalla cittadinanza, che comincia ad avere una nuova consapevolezza delle proprie potenzialità. Gli ingegneri presenti hanno dato a grandi linee quella che è la loro visione della città, la quale necessita essenzialmente di strade che la rendano centrale e fulcro di una nuova strategia che la possa vedere protagonista come era un tempo. Servono strade che la colleghino ai punti cardine dei collegamenti con le altre realtà territoriali, anche internazionali, che possano fare da trampolino di lancio verso la conquista di nuovi mercati con le eccellenze territoriali. Quelli che Chioggia ha incontrato ieri sono professionisti in grado di vedere i problemi territoriali da una visuale esterna più ampia. Incontro positivo e propositivo con la ripromessa di farne altri, perché che Chioggia vinca il titolo o nel caso in cui si ponga con le altre 8 città al secondo posto, avrà comunque la necessità di nuove progettualità, di ripensarsi con un'ottica più ampia verso una crescita che la riposizioni dove possa dimostrare il proprio valore. Roberto Marcato, assessore alla Regione Veneto, dopo le ultime esternazioni della stampa, ha fatto uscire delle precisazioni riguardo la ZLS, la zona logistica semplificata a Porto di Venezia a Rodigino, iniziativa partita dallo stesso assessore e dal presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese. Ha voluto sottolineare un distinguo tra le opportunità nate nell'ambito della Carta degli aiuti a finalità regionale e quelle nate nell'ambito della zona logistica semplificata, opportunità che non si intersecano. Infatti un comune può essere incluso solo in una delle due opportunità.
Nella stessa definizione di ZLS rientra una zona geografica identificata chiaramente, costituita da aree anche non contigue, ma che abbiano un nesso economico funzionale, che comprendano almeno un'area portuale. Questo ha permesso che i comuni erodigini, possedendo l'interporto di Rovigo, si potessero annettere alla ZLS, anche grazie al collegamento con il porto Venezia-Chioggia. Marcato evidenzia che l'istituzione della ZLS non va confusa con l'istituzione della ZES nella provincia di Belluno. Un commento a parte riguarda i comuni che si sono sentiti esclusi dalla ZLS, oltre che dalla ZES, Bagnolo di Po, Fiasso Umbertino e Trecenta, per i quali Marcato riserva un commento che esclude la volontà da parte politica di privilegiare il comune di Rovigo rispetto ad altri. È stata una scelta obbligata anche perché i mancanti presupposti per l'inclusione, tra cui il numero d'abitanti, ha affermato Marcato, proprio per l'importanza del porto di Rovigo nella ZLS, che va valorizzato e al quale deve essere data una nuova centralità. Gli stanziamenti per arginare il caro bollette in arrivo dal governo sono significativi per una regione come il Veneto, la cui economia è fondata sulla piccola e media impresa, il commercio e la famiglia. Luca Zaia, presidente di regione, ringrazia coloro che si sono spesi per questo risultato e la determinazione messa in campo dagli esponenti nazionali della Lega. In questo momento difficile, aggiunge Zaia, la priorità andava alle famiglie, agli artigiani, alle imprese e ai commercianti. Conclude Zaia, positivo l'incremento della produzione di gas come la semplificazione per la crescita di energie rinnovabili e l'intervento fiscale sui grandi guadagni di poche mega aziende da ridistribuire a migliaia di piccole imprese. La Giunta della Regione Veneto ha destinato un budget di 90 milioni di euro per promuovere, sostenere e digitalizzare il settore turistico. Per l'assessore Veneto al turismo Caner è ancora più evidente che è necessario innovare e differenziare l'offerta turistica delle destinazioni, favorendo con risorse significative interventi per la rigenerazione e l'innovazione delle imprese, la creazione ed il consolidamento di club di prodotto, il sostegno ad aggregazioni di imprese per la promozione sui mercati nazionali e internazionali per riattivare la domanda verso le destinazioni venete dopo il forzato stop delle attività turistiche a causa del Covid-19. Nei giorni scorsi la Giunta del Comune di Chioggia ha licenziato le modifiche alle norme tecniche per portare a termine un piano sull'Arenile. Per concludere l'iter, ora è necessaria la trasmissione del VAS, valutazione ambientale strategica. La scadenza dell'attuale piano dell'Arenile ha validità fino al 2024. La proposta attuale era già pronta da qualche anno, afferma l'assessore all'ambiente Massimiliano Cainazzo,
ora ha bisogno di rinnovamento. Era comunque necessario intervenire subito con alcune modifiche per dare alcune possibilità immediate agli operatori, in particolare con la possibilità per le attività dei chioschi di dotarsi di cabine spogliatoi e di WC per le persone con disabilità. Oggi molti operatori, conclude l'assessore all'urbanistica, potranno presentare progetti per adeguare le loro strutture, quindi potranno, a normativa vigente, presentare istanza di allungamento del titolo concessorio. È noto che ci sono stati tanti che ritenevano che si poteva guarire o non prendere il Covid o superarlo prendendosi delle vitamine. Sapete che ci sono stati tanti che sono anche morti. Comunque, a parte queste considerazioni, c'è un articolo interessante sul Jerusalem Post di oggi, pubblicato oggi, che parla di una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Clinical Nutrition Aspen. I relatori di questa ricerca sono il dottor Azizullah Beran del Dipartimento di Medicina Interna e del dottor Ragheb Assali, pronunce ovviamente da verificare, del Dipartimento di Medicina Polmonare e di Terapia Critica dell'Università di Toledo e anche da altri ricercatori. L'articolo è reperibile sul Jerusalem Post online in inglese, liberamente fruibile, e praticamente riferiscono che in uno studio che praticamente è stato fatto su 5.633 pazienti, anzi per la precisione i ricercatori hanno analizzato 26 studi che hanno coinvolto 5.633 pazienti, hanno confrontato l'uso di zinco, vitamina C e vitamina D con lo standard generale di cura che i pazienti hanno ricevuto e hanno scoperto che, sebbene nessuna delle vitamine avesse un impatto significativo sulla mortalità del tasso, non ha praticamente dato un miglioramento, non ha ridotto praticamente il tasso di intubazione o il numero di pazienti che necessitavano di ventilatori, nonché la durata della degenza ospedaliera dei pazienti in pratica, no? Quindi praticamente molte persone diciamo, credono che si possano riempire di zinco, vitamina D, vitamina C per poter essere aiutati diciamo, da superare il Covid-19, ma non è assolutamente dimostrato che questo sia vero. Comunque non significa che comunque prendere vitamine, sempre nell'articolo specificano che comunque i ricercatori hanno notato che questo non significa che l'assunzione delle vitamine e dei minerali possano essere dannose, ma comunque non prevengano le morti per Covid-19.
sindacati si dimostrano solidali con il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e di ANPAL, i quali non riceveranno gli aumenti previsti dalla bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I lavoratori hanno quindi deciso di portare a termine questa battaglia per attuare una serie di azioni di lotta, con il preciso obiettivo di riparare allo scempio commesso e reintegrare immediatamente il personale dell'INL e di ANPAL nell'armonizzazione. Per l'intera giornata di venerdì 4 marzo i sindacati proclamano quindi uno sciopero con una manifestazione nazionale di tutto il personale che dovrà portare alla chiusura di tutte le sedi nazionali dell'Ispettorato e dell'ANPAL. Nel frattempo trasmetteranno la proclamazione dello sciopero alle amministrazioni competenti per l'avvio delle relative procedure. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 19 febbraio, è la farmacia al Lido in Viale Padova, io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!